In questo anno abbiamo visto come il virus è dilagato nel mondo intero, permettendo così di chiamare questa irruzione pandemia, ovvero qualcosa che coinvolge tutto il mondo. Ecco, alla pandemia del virus dobbiamo contrapporre la pandemia del Vangelo. È il mandato che Gesù ci ha dato prima di tornare al Padre. Andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo a tutte le creature, battezzandole. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, celebrando il mistero pasquale noi celebriamo la festa del nostro impegno, la festa ad essere evangelizzatori, portatori di liete notizie, portatori di un annuncio indicibile che ha cambiato il corso della storia. Cristo è veramente risorto. Come il virus si dilaga nel mondo generando paura, morte, malattia, il Vangelo deve seminarsi nel mondo per generare gioia, riconciliazione e pace.